Tutela dell'ambiente è il punto cardine di ogni programma del Movimento 5 Stelle. Se si tutela l'ambiente, si tutela la vita dei cittadini e anche quella della flora e della fauna. Lotta al dissesto idrogeologico. C'è assoluta necessità di investire ingenti risorse su questa misura in maniera tale da prevenire e fronteggiare l'emergenza del dissesto idrogeologico. Bonifiche di tutte le aree inquinate della regione, a partire dalle grotte, passando per le discariche disseminate nella nostra regione e il recupero di aree abbandonate. Infrastrutture. Rivisitazione del piano regionale delle infrastrutture e dei trasporti. No a opere inutili ed impattanti. Migliorare l'intermodalità e favorire l'interconnessione. Sostegno al rapporto su rotaia. Trasporto pubblico locale gratuito. Abbiamo già depositato una proposta per portare il trasporto pubblico locale in regione e questo porteremo avanti. Incentivazione del trasporto sostenibile e realizzazione di un connesse tra di loro. Pianificazione territoriale ed edilizia. Anche su questo punto la nostra proposta è già stata depositata in Regione e mira ad arrivare al consumo zero di suolo nel 2020. Una proposta abbiamo depositato anche per favorire la realizzazione di città verdi al fine di risanare le nostre città dalla CO2. Nuove e concrete politiche abitative, bisogna ripartire da una progettazione di politiche abitative vicine ai cittadini. Acqua, servizio idrico integrato. L'acqua è un bene pubblico e pertanto le politiche da proporre devono passare dalla revisione del piano tutela delle acque, garantendo il diritto all'acqua come diritto umano universale. Partecipazione dei cittadini nelle politiche portate avanti anche su questo tema. Energia. Partiremo dalla revisione del piano energetico regionale e del bilancio energetico regionale, allineandole alle proposte del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, al fine di limitare impianti fortemente impattanti dal punto di vista ambientale, privilegiando tecnologie innovative, ponendo al centro la salute dei cittadini e dell'ambiente. Rifiuti. La nostra proposta di legge sui rifiuti zero è stata già depositata in questa legislatura. Valutazione di impatto ambientale. È necessario introdurre forme di reale partecipazione da parte dei cittadini ai processi autorizzativi delle grandi opere e su questo punto abbiamo già depositato la nostra proposta. Caccia e pesca. Su questo tema noi ci impegniamo ad introdurre norme più stringenti e regolamentazioni più attente, ridando un potere tolto all'organo di vigilanza, il Corpo Forestale regionale.